Lui non era un amico, non dopo quella visita che segnò la fine della famosa amicizia tra Niels Bohr e Werner Heisenberg. Questa è fisica! Quello che per noi era costato tanto tormento, voi l'avete fatto. A Göttingen, dopo quella lezione, Niels corse immediatamente a chiamare quel presuntuoso giovanotto che aveva messo in discussione le sue formule. Lo trascinò a fare una camminata in campagna. Anche lì, passeggiare, parlare, fare la sua conoscenza. Di certo non c'è penuria di bravi fisici tedeschi. No, non c'è penuria di bravi fisici tedeschi. Nemmeno in America o in Gran Bretagna. Tu hai fatto tutto questo cammino, in mezzo a tutte le difficoltà, hai mandato a diavolo 20 anni di amicizia solo per dirmi questo. Solo per dirti questo. Abbiamo 2 scissioni, poi 2 al quadrato, 2 al cubo, 2 alla quinta, 2 alla sesta, 2 alla settima. Cosa ti posso dire? Non sarà certo il governo di una Danimarca occupata che verrà a chiedere a me se costruire armi nucleari o no. No, ma lo chiederanno a me. La Germania verrà da me e sarò io a dover dirgli qualcosa, a dovergli dare una risposta. E vuol dire un'arma di sterminio di massa a un marito sia un'idea assolutamente poco interessante. L'indeterminazione la capiscono tutti, o credono di capirla. Nessuno capisce il mio viaggio a Copenaghen. Quante e quante volte l'ho spiegato. Carissimo Heisenberg, carissimo Bohr. Prego, accomodo, grazie.